etimologia valser come traduzione italiana? Valser, posso cancellare queste cose? Sì, sì. Allora, dicevamo che i romani chiamavano il territorio dei Valser così, Vallis Femina. I francesi la chiamano Valais. Ricordiamo che la maggior parte del valese, la maggior parte del valese è di lingua francese. Sì. Ecco, i tedeschi mantengono più o meno la parola latina e lo chiamano Vallis. Vallis. Gli abitanti, o tutto ciò che è relativo al vallese, è Valliser. Valliser. Quindi questa popolazione che parlava il dialetto, la parlata del vallese, venivano chiamati in tutte le loro colonie Valliser. Col passare del tempo questa parola perde la parte centrale. Valliser diventa, essendo come si dice, la sillaba post-tonica cade e diventa Valser. Secondo me all'inizio anche per imitare la loro pronuncia. Spesso nella lingua valser cadono delle sillabe interne così. Quindi infatti levano i Valser. Allora, a rigor di logica dovrebbe essere che i Valser sono soltanto gli abitanti del vallese che vivono nelle colonie, vivono fuori dal vallese. Mentre invece i tedeschi di Briga, quelli di Svizzera di Briga, dovrebbero ancora essere Valliser, però molto spesso amano anche loro essere valsi, sono valser anche loro. Anche se la parlata che si parla oggi, la parlata tedesca del vallese è ormai abbastanza diversa da quella delle colonie, al di qua delle Alpi soprattutto, perché ha avuto due evoluzioni diverse. Immaginatevi, hanno avuto, anche se hanno avuto sempre dei contatti, però non possiamo paragonare la parlata di Briga con quella di Rimella. Uso sempre Rimella come termine di paragone proprio per la sua arcaicità. Ha molto più in comune con quella di Alagna, sicuramente, avendo avuto più contatti. Sì, l'influenza tedesca si è fatta sentire più sugli altri. Certo, anche perché qua mantieni non hai l'influenza delle altre parole è vero, infatti anche se chiaramente poi a Rimella sono entrate comunque molte parole piemontesi, non tantissime poi, come diceva la professoressa Dall'Egro, non tantissime. Ha ragione. Così. Alagna è per esempio una cosa che noto, i parlanti alagnesi appena sentono una parola che o è troppo tedesca o vagamente italiana, poi si mettono in allarme e non ne vogliono sapere, è vero? Cioè proprio, ve lo dicevano, ma subito si creano questi come degli anticorpi, no? Contro se c'è una parola che non va bene. Infatti hanno mantenuto una lingua che è decisamente pura, ecco. Anche solo alcune vie che va su rosa c'è l'italiano e scrive un valser sotto. Che è una bella cosa, io scriverei dappertutto il valser, così per me l'italiano non capisci. no, però perché è la Se lingua mette in italiano è la parlata locale. secondo me solo che appunto la parlata locale, che ad esempio sia ad Alagna che a Rimella c'è l'italiano, c'è il valser locale e c'è il piemontese locale anche. Perché poi volendo, poi abbiamo anche ad esempio i valser che vivono a Torino o zone limitrofe che hanno 4 lingue, no? Abbiamo appunto sempre il valser e l'italiano, non so dove lo mettiamo, non importa, non voglio fare graduatorie, va più lì, va bene. Ecco, e hanno il piemontese locale, la Valsesia, e il piemontese la Coinè, il piemontese qui. Immaginatevi, penso che roba, non è che avevo la testa più grossa della nostra, ci sta tutto, è incredibile. Come riescono a passare da una lingua all'altra? Ed è un computer, boom, sì. Ecco, però anche da boom, ma se neanche il button, proprio loro è una roba automatica, non so com'è stata questi valser, proprio su dei fenomeni. E vorrei però che si alzassero un po', magari un button e lo butuma per al valser, però perché parlo sempre il valser, magari teniamo sempre premuto e lo parli un po' di più, perché sennò il piemontese sì niente da dire, ma nei secoli che lingua hanno parlato loro sempre?
hanno sempre parlato il loro tedesco. L'italiano è sempre stato piuttosto, perlomeno fino all'Ottocento, un concetto abbastanza straniero, estraneo. Tanto che sia per i rimellesi che per gli alagnesi non c'è quasi differenza tra la parola italiano e la parola straniero. Adesso vi dico questa cosa qua, come definiscono loro i non germanici. Valcio a Rimella e Valcio ad Alagna. Ecco, Valcio non c'entra niente con Valser, è tutto il contrario, anzi, è tutto il contrario. Scusa, è più o meno come invece... Bravo, per non anticipare che scherzo, no, è proprio bravo, è quello. Ecco, e la stessa parola la troviamo anche un po' in tutto il mondo germanico. Allora, l'opposizione è ticcio, tutto ciò che è ticcio vuol dire che è del paese, è di Rimella o è di Alagna e basta. E tutto ciò che appartiene agli affetti, alla casa, è ticcio. Quello che non è, che non appartiene a quello, è valcio. No. Quindi, allora, a Rimella dicono così, valcio, ormai siamo, diciamo, abituati, PSCH suona sempre c'è, no? Valcio. Ad Alagna valcio. Quindi questa parola c'è poca differenza, ma nel significato non ce n'è nessuna, secondo me. Questa parola la troviamo, identifica tutto ciò che è italiano, comunque che è non germanico. Quindi parlare in italiano, parlare in non germanico, non so, Redo o da Svezia valcio o da Spallo valcio, come dicono a Rimella per dire parlare. Quindi i valcio sono tutti i extracomunitari, i non germani, semplicemente, no, senza ecco. Viene distinto. Sì, anche se sicuramente ad Alagna, non so se a Rimella, c'è una ulteriore differenziazione tra gli italiani generici e i valsesiani romanzi di lingua piemontese. Ad Alagna hanno la differenza, c'è valscio e in generale, però un valsesiano è un vole, c'è questa parola, vole, almeno i Giordani, poi ne parleremo nel libro lì che è preziosissimo. Come lo grave essere vole secondo me, questa parola poi la troviamo anche in Belgio, attenzione. Vole secondo me, da quello che, non per fare poi una facile, cioè creare conclusioni un po' così, però secondo me il vole, avete anche voi a Rimella una parola per definire quelli no, quelli però dei valsesiani. No, ecco, a Rio d'Alagna fanno, invece c'è una distinzione, almeno c'era, ormai è perfettamente sottile, però esisteva. Quindi, secondo me il vole alagnese è l'abitante, quello che vive nella mia stessa, nel mio stesso, come dire, area politica, quindi ad esempio vive in Valsesia, vive nella stessa enclave, ecco sì, però non essendo non germanico, non di origine germanica, sì, perché ad esempio uno di Torino, Cariniera, era un valscio, senz'altro, questo non c'è, senz'altro, però uno di Borgoserio, uno di Varallo, non era proprio un valscio per gli alagnesi, era un vole. Nel senso che è uno che è un valsesiano anche lui, ma non come noi, non germanico. La stessa cosa la troviamo in Belgio. In Belgio vivono i fiamminghi e i valloni. Allora i fiamminghi sono i germani, parlano la lingua, sono cugini dei Valser, comunque parlano la lingua germanica. I valloni sono anche loro belgi, ma non sono germanici. Quindi abbiamo vallone. Ecco. Poi la stessa parola, invece tornando qua a Valscio, la troviamo in Germania, Welsch. Welsch, ad esempio, quando il Trentino faceva ancora parte dell'impero austro-ungarico, c'era il Tirolo che era Tirol in tedesco, e poi il Trentino, non l'attuale, il Trentino era il Welsch-Tirol. Welsch-Tirol era il Tirolo dove non si parlava tedesco. Welsch-Tirol. Oppure ancora di più, come diceva anche lui, in Inghilterra la troviamo questa parola. Come si dice in inglese gallese? Abitante del Galles. Welsh. Welsh, che vive nel Wales. Vero? L'abitante del Wales è un Welsh.